partiranno dopo l'Epifania i lavori della passeggiata del cimitero dei Burci. Dopo svariati lavori di manutenzione, le passerelle sul tratto di Sile che collega Silea a Casier verranno levate per essere sostituite con materiali più durevoli nel tempo e meno soggetti all'usura. Un restyling radicale curato dall'ente parco del Sile che costerà circa 510 milioni di euro e che sarà realizzato grazie al contributo della Regione Veneto. Siamo stati sollecitati, oltre che dai sindaci, anche dai cittadini, perché non era bello vedere la passerella dei Burci inagibile, perché mancavano dei finanziamenti. Quindi la Regione Veneto è voluta intervenire con un finanziamento di 450.000 euro, utilizzando anche i fondi statali messi a disposizione e una parte di quelli regionali, per rimettere in piedi la passerella dei Burci e non solo, ma appunto l'intera pista ciclopedonale che è nel Parco del Sile. Un intervento in linea con la strategia di valorizzazione del patrimonio naturalistico intrapresa dalla Regione Veneto, con l'obiettivo, in particolare, di promuovere una nuova offerta turistica legata ad una fruizione slow e sostenibile del territorio attraverso itinerari cicloturistici. Questo è un ragionamento che non deve restringersi al solo Parco del Sile, ma di parchi in Regione Veneto ne abbiamo molti e noi confidiamo molto come Regione Veneto di far partire anche questo tipo di turismo, che anche qui può essere una risposta per i cittadini veneti, ma anche per i molti turisti stranieri che sempre più vengono in Veneto alla ricerca di percorsi diversi, e quindi non soltanto la scampagnata domenicale, ma appunto promuovere anche un giro molto lungo che fa sì che il turista rimanga nel nostro territorio per più tempo e quindi possa anche portare ricchezza sul nostro territorio.